È tutto pronto per l'inizio di gara del secondo match di giornata qui al velodromo Paolo Borsellino di Palermo, che vedrà sfidarsi la rappresentativa Under 17 dell'Athletic Club Palermo contro la ASD Atena. Manca solo il fischio del direttore di gara per avviare la partita. Inizia ora il match. Primo possesso della ASD Atena. L'Athletic riprende palla e prova a costruire il gioco ripartendo dalla difesa. Aspettali, palleggia! La difesa dell'Athletic non sembra aver fretta di costruire e attende il momento propizio per potersi proporre offensivamente. Inizia Lillo, chiudi il centrale! Scatto verso la fascia sinistra da parte del numero 6 dell'Athletic, che si accentra e tenta di ricercare un compagno. Intervento falloso però da parte dell'Athletic e sarà calcio di punizione in favore dell'Atena. Secondo match di giornata qui al velodromo Paolo Borsellino. Poc'anzi si è giocata la partita tra la rappresentativa Under 15 dell'Athletic Club Palermo contro la Renzo Lo Piccolo. Gli ospiti hanno chiuso con una vittoria in tasca con il risultato finale di 2-0. Nel frattempo si prova a proporsi offensivamente l'Atena, non però risultando particolarmente pericolosa nell'intervento. Ne viene fuori però un calcio d'angolo in favore dell'Atena, che può sin da subito provare a trovare il guizzo vincente per sbloccare nei primi minuti la partita. Occasione mancata da parte dell'attacco dell'Atena e rimessa dal fondo per il portiere dell'Athletic. Intervento falloso nell'area dell'Athletic a vantaggio della squadra di casa, che può un attimo respirare. Gli avversari non sembrano mollare con un pressing particolarmente alto la squadra di casa, che sta trovando un po' di fatica nel uscire dalla propria metà campo, ma ecco che l'Athletic prova a proporsi in avanti. Scatto sulla fascia sinistra per l'Athletic, intervento non ritenuto falloso dall'arbitro e gioco che continua. Alcuni giocatori dell'Athletic reclamano un fallo di mano, ma per il direttore di gara si può proseguire. L'Atena si trova a proporsi offensivamente, cercando un'imbucata centrale che però va a finire in una palla che sfila sul fondo e con il portiere dell'Athletic che prova a ripartire subito, ma il direttore di gara invita a ribattere. Finora nessuna particolare occasione da gol per entrambe le squadre. Il match è iniziato da pochissimi minuti. L'Athletic prova a lanciarsi sulla fascia
non riuscendo a trovare il allarghiamoci qua, perché ci aspetta. Ok, il conforto viene dentro e mandiamo l'uso, perché ci aspetta. Va bene qui, puoi giocare lì dove sei, puoi giocare lì. batte l'Athletic dopo un fallo da parte dell'Atena e prova a proporsi in avanti senza però concretizzare una particolare azione pericolosa ai danni degli ospiti. Lancio lungo da parte del portiere dell'Atena che punta a trovare i compagni in avanti. Il numero 9 lamenta un fallo di gioco, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Il pallone nel frattempo finisce in fallo laterale. Prova a lanciarsi questa volta sulla fascia destra l'Athletic per cercare di trovare l'imbucata vincente per sbloccare il match, ma la difesa dell'Atena si fa trovare impreparata e interrompe il tentativo di incursione sulla fascia destra da parte dell'Athletic. Occhio che dà! Occhio Migliotti che dà! Intervento questa volta ritenuto falloso da parte dell'Athletic sul numero 10 dell'Atena. Sarà quindi calcio di punizione nella tre quarti. Batte corto il giocatore dell'Atena che prova Vai Russi! Così, bravo! intervento falloso sul numero 7. Il direttore di gara invita a mantenere la calma. Aspetta, bravo Russi! Posto, ci sei? Lascialo giocare, lascialo giocare. Fallo commesso dal numero 2 ai danni del numero 7. Ma si riprende a giocare. L'Athletic riparte dal proprio portiere per tentare l'incursione sulla fascia destra. Ma attenzione, cambia tutto. Il numero 3 prova ad entrare nell'area di gioco, mette in mezzo il pallone in cerca di un tap-in da parte dei propri compagni che però non arriva. Sfuma l'occasione di un possibile gol del vantaggio, conquistando però quello che potrebbe essere un prezioso calcio d'angolo per la squadra di casa. Si appresta a battere il calcio d'angolo il giocatore dell'Athletic, chiama lo schema e batte. Tiro troppo lungo recuperato dal difensore della Renzolo Piccolo che prova a proporre il pallone offensivamente, trovando però l'attenta difesa dell'Athletic che ne impedisce la ripartenza. Fallo ai danni dell'Atena, fallo in attacco quindi dell'Athletic. Nel frattempo rimessa laterale per l'Atena, intercettata dal numero 5 dell'Athletic e poi spazzata via dalla difesa a sua volta dal numero 5 dell'Atena. Il mister dell'Athletic invita i suoi ragazzi a mantenere la calma e costruire tranquillamente il gioco. Bravo Salvo! Bravo!
Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la quarta giornata del campionato di Serie C1 che vede scendere in campo i padroni di casa del San Vito e il Palermo Futsal Club. Le due squadre ancora non sono arrivate entrambe nel campo, o meglio, il Palermo sì, e già vediamo infatti tutti quanti i calciatori rossoneri sono presi praticamente tutto il campo, non curanti del fatto che vorrebbe prendersi soltanto metà campo, perché l'altra metà chiaramente è dei padroni di casa, ma stanno riscaldando tutti. Vedremo quali saranno le scelte di mister Gentile. Oggi torna Gennaro, una gran bella notizia, torna anche Giorgio Corsino, assente nelle ultime partite. C'è anche un esordio, quello di Monder Lauti, che farà dunque un esordio assoluto in quello che è nel mondo del calcio a 5, perché lui invece ha una buonissima carriera nel mondo del calcio a 11 tra promozione ed eccellenza con la maglia del CUS, quindi un giocatore che comunque ha fatto tanto bene a 11, adesso invece ha questa chance di giocare nel mondo del calcio a 5, nel futsal, e vedremo come si comporterà. Nel frattempo continua i riscaldamenti Capitan La Fiura, che sta dialogando con il compagno di reparto Gabriele Gennaro, che fa il suo esordio invece non soltanto in campionato ma stagionale, perché lui è mancato in tutte le partite tra Coppa e campionato, e di conseguenza oggi farà il suo esordio tra i pali, sempre San Martino e Raccampo. Vedremo chi dei due scenderà in campo, perché con il ritorno di Corsino, il ritorno anche di Gennaro, l'esordio anche di Lauti, vediamo tanti over, anche mi viene a dire abbastanza forti, quindi chissà che non sia San Martino l'under che scenderà titolare per tutta la partita, chissà, questo lo vedremo strada facendo, come diciamo sempre. Ma nel frattempo le squadre sono arrivate, è arrivato anche il San Vito, e dunque adesso si attende l'ingresso in campo, perché tra poco finalmente inizierà la partita. Noi intanto sulle note di Salda Vinci vi mostriamo anche l'ingresso in campo, e poi saranno 40 minuti di tempo effettivo, ricordiamo 20 minuti a tempo, poi come diciamo sempre non durerà mai 40 minuti, durerà sicuramente tanto di più. Nel frattempo vediamo anche Capitan e Voltaggio qui con i palloni tra le braccia, sicuramente saranno i palloni migliori per la partita. Adesso arriveranno le due squadre con i direttori di gara. Abbiamo infatti il signor Luciano Antonio Fabbio di Caltanissetta, il signor Francesco Salvatore Suriano di Palermo, la signora Gabriella Picone di Trapani. Abbiamo la Fiura a comandare quella che è la sua ciurma, poi Innici, Raccampo a seguire tutti quanti, con in chiusura Corsino, che torna, dicevamo, dopo alcune partite di stop per problemi fisici. Adesso invece è tornato, sta bene, maglia numero 5 per lui. Intanto Voltaggio e la Fiura stanno decidendo chi inizierà. Nel frattempo il clima, ci aspettavo fosse un po' più di vento, in realtà dobbiamo essere sinceri, vediamo invece tanto caldo, anche un sole un po' fastidioso, però sicuramente adesso che qui il batticinque tra l'abbraccio di Capitan La Fiora con il tecnico, e qui il dirigente Fabio D'Alessandria, che sta caricando i suoi anche con il mister Gentile. E poi anche energico qui il DS Fabio D'Alessandria, sempre molto unito ai suoi ragazzi, sta dando la carica. Nel frattempo invece il signor Fabio di Caltanissetta stava controllando le reti, dall'altra parte invece il signor Suriano, che ha controllato che fosse tutto ok. Il pallone è già a centrocampo, quindi almeno una parte l'abbiamo pronta, ma nel frattempo cerchiamo di capire quali saranno le scelte di mister Gentile, perché sicuramente tra i pali vediamo se andrà a Raccampo, credo Raccampo o San Martino, poi immaginiamo Chinnici, Corsino, La Fiura e Lucchese. Queste sono, è un pensiero, ma vediamo Nicchia già in campo, quindi credo che l'under scelto da mister Gentile sia lui. C'è anche Di Chiara, perché partono Chinnici, Di Chiara, Nicchia, La Fiura e Raccampo. Dall'altro lato invece
vediamo Pappalardo con il numero 10, in bordo dovrebbe esserci Giovanni Voltaggio, poi con la 17 abbiamo Antonino La Rocca e con la 3 Gaspare Faranna. Dovrebbero essere questi i 5 in campo. Il portiere dovrebbe essere Voltaggio, infatti non sbagliamo perché è proprio lui. E centrale dimenticavamo Luca Randazzo, quindi Randazzo, Pappalardo, Faranna e La Rocca. E inizia anche il match dunque con il primo pallone per i padroni di casa che la controllano immediatamente nelle zone difensive con Randazzo, poi palla in verticale, La Rocca vuole girarsi col fisico, tocca però in raddoppio Chinnici con la Fiura, sarà dunque rimessa laterale, subito zona offensiva per il San Vito che sta iniziando forte in questi primissimi, secondi del match. Poi calcia da fuori, Chinnici qui salva probabilmente un gol perché da campo sembrava sì essere in posizione, però era un tiro abbastanza angolato, tentato, se non abbiamo visto mai, da Randazzo. Nicchia, Di Chiara, adesso c'è tanta velocità in campo con Chinnici, Nicchia e Di Chiara. Mister Gentile ha scelto sicuramente le frecce, quelle che danno più rapidità in campo. L'unico un po' più statico è la Fiura, ma sappiamo che se un giocatore si muove tanto, quell'1-2 Faranna mette una pezza, fa ripartire Randazzo ai suoi. Pappalardo vuole il mancino, sterzata, Randazzo, La Rocca la controlla con Chinnici che lo fronteggia per quanto può. Pubblico non numerosissimo, ci aspettavamo forse qualcosina in più. Di Chiara ruba il pallone, poi non basta per tenerla alle Pappalardo, calcia, non inquadra la porta. E dunque sarà rimessa palla finita addirittura dalle parti di Voltaggio, però andrà a raccampo a battere. Chinnici lo fronteggia La Rocca, con il sinistro si appoggia Alessandro Nicchia, classe 2005, un gran bell'inizio. Scorsa partita ha trovato l'assist, non è neppure il primo della stagione, avendolo fatto anche in Coppa contro Atletico Monreale, in quella che è stata poi l'eliminazione di Rosanero. Nicchia, Con pazienza. Di Chiara, intanto Mister Gentile chiede pazienza e sa che in C1, a differenza che dal campione di Serie C2 e Serie D, chiaramente c'è veramente tanta differenza. E la pazienza è uno di quei principi fondamentali. Di Chiara, bella qui la diagonale sulla Rocca, è molto veloce, la tiene in campo. Di Chiara lotta su questo pallone, sulla pressione, ma non ha paura Di Chiara, e quindi Chinnici. Di Chiara adesso può puntare, perché lo scorso anno era uno degli under in C2, adesso invece è diventato over, essendo classe 2001. Di Chiara di prima, la Fiura vuole calciare, finta, si era costruito quell'occasione sul sinistro, ma non se n'è sentita, capita la Fiura. Adesso perde un pallone, poi con un piccolo rimpallo riesce ad averla meglio, ma adesso Faranna, dopo un primo momento di dominio San Vito, adesso sta un po' uscendo fuori la squadra rosanero. Faranna vuole l'appoggio centrale, Di Chiara non vuole fare girare Pappalardo, in mezzo a due La Rocca, e poi conclusione. Nicchia va a dare fastidio col fisico, la tocca ed è anche l'ultimo non a toccare, dunque bravo qui Nicchia a fare sbattere il pallone sulla Rocca. Il signor Fabio era molto vicino e di conseguenza si è accorto dell'ultimo tocco, non l'avevamo visto nemmeno noi, ma lui chiaramente era più vicino. Chinnici, Nicchia con Chinnici che dall'appoggio dietro, la Fiura si inserisce, cerca un traversone dentro, palla deviata, sarà quindi calcio d'angolo. Dietro il dischetto. Vediamo la Fiura abbastanza dietro rispetto ai compagni. Di Chiara per Nicchia, può calciare, non inquadra la porta Alessandro Nicchia, ma questa era veramente un'occasione gigantesca. Non lo so, ma lui non ci deve essere là, deve andare più di sinistro.
Faran, Guardate, è da questo lato. Pappalardo, Tu Andrei. La Rocca, poi Randazzo, Murato, la dichiara. Occhio in mezzo prima. Sarà quindi rimessa laterale. Faran, Pappalardo vuole il centro del campo, anzi chiede un appoggio ma nessuno glielo dà. Poi La Rocca ribatte Chinnici, che non è l'ultimo a toccare, invece sì, è l'ultimo a toccare. Sarà quindi rimessa laterale. Faran, Pappalardo, vuole avanzare il numero 10. Ottime prestazioni anche nelle scorse partite. La Rocca si crea l'occasione e calcia. Chinnici però non vuole dargli quello spazio, pronto per calciare, qui infatti lo ferma. Randazzo riesce a passare sulla Fiura, poi mette fisico contro Di Chiara, molto vicino il signor Soriano, che infatti indica la rimessa laterale, zona offensiva per il San Vito, che però torna dietro con Faran. Bel movimento qui con le gambe. Pappalardo contro la Fiura, ruba il pallone capitano, poi direttamente da Chinnici il dribbling che non passa e quindi rimessa laterale. Andiamo salendo, Vito. Dai, 2 minuti sopra. Sali. Pappalardo, Randazzo, Di Chiara ruba il pallone in avanti, poi si scontra, casca giù e forse con le mani poi va giù, niente. E poi invece intervento falloso di Capitan La Fiura, che si becca anche il cartellino giallo, però Randazzo ha rischiato veramente tanto. Ci sono due, ci sta ora. Signore, l'ha tenuta col braccio. Col braccio l'ha preso, signore. Signore, titolare, signore. Fallo prima, signore. Pronto a passare Quindi calcio di punizione. Ago, pure tu, mi passa avanti. Seguilo, Ale. Chinnici Lotta, si Lore, scontra lotta, con Lore. Faran, va verso il centro del campo. Ok. Chinnici vuole il mancino, sta cercando uno spiraglio che però non c'è. La Fiura nicchia, palla al centro, il voltaggio, chiedevo un fallo, Dai ragazzi. non c'è nulla però. Randazzo, voltaggio non la può prendere. Faran